Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Signor Sindaco, proseguono i lavori per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio. Ci troviamo qui nel cantiere per quanto riguarda il canale di Bressa. Importanti novità per la comunità e non solo. Beh certo, purtroppo sappiamo benissimo che la manutenzione è uno dei talloni d'Achille di tutti, sia del comune che della regione, di tutti quanti. Sono interventi che costano molto e che purtroppo durano anche poco, però sono molto contenta che grazie alla sollecitazione dell'amministrazione regionale il Consorzio abbia ricevuto questi fondi per poter fare la manutenzione dei canali, che ovviamente i primi interessati sono chi opera nel settore agricolo, e quindi danno una mano a un settore che già di per sé è in difficoltà. Speriamo che, ci hanno detto che i fondi del PNRR potrebbero continuare, che le opere di manutenzione proseguano in tutto il territorio, non solo in quello di Campoformido. Presidente, allora, ci troviamo qui a Campoformido per vedere un po' lo stato dei lavori dall'imminente riapertura del canale di Bressa, però ci sono importanti novità da sottolineare per quanto riguarda gli altri canali del Consorzio, che purtroppo non tutti saranno operativi causa siccità, no? Questo è un grande problema, possiamo dare un allarme molto importante perché da dicembre sostanzialmente non piove, abbiamo una riduzione dell'acqua di circa il 40%, in alcune zone arriviamo anche al 45%, per cui siamo in forte difficoltà sul tagliamento, ma anche sulle falde che sono un metro sotto, per cui diciamo che la situazione è abbastanza allarmante. Stiamo lavorando per cercare di fare delle migliorie agli impianti e tutta una serie di questioni, ma il fatto che l'acqua non ci sia comunque sta creando grossi problemi, tant'è che per alcune realtà dove c'è l'antibrina o le irrigazioni autunno-vernine siamo a rischio di non riuscire a dare l'acqua. La cosa importante da sottolineare è che comunque i lavori procedono, il Consorzio è presente, la disponibilità economica purtroppo è quella che è, ma il servizio insomma continua. Beh sì, questo è assolutamente necessario e direi anche importante. Il Consorzio sta continuando a lavorare e aprirà di fatto l'irrigazione, riempirà i canali, lo stiamo già iniziando a fare per garantire i servizi minimi, quindi penso all'antibrina per le culture, per gli alberi da frutto nel periodo dell'antibrina. Certo è che continuiamo a parlare del rischio dell'acqua, della mancanza d'acqua. Stiamo continuando con tutta una serie di progettazioni sia su finanziamenti nazionali che regionali, questo per portare alla riconversione degli impianti irrigui, perché sappiamo che l'utilizzo dell'acqua per un impianto a scorrimento è il doppio rispetto a quello di un impianto ad aspersione. Questo vuol dire però avere anche delle risorse, non sempre facilissime da trovare, e nel frattempo abbiamo lavorato sul PNR nazionale, dove abbiamo presentato una grossa quantità di progetti per il miglioramento, no? Quindi portando delle migliorie sempre per risparmiare acqua, per impianti che hanno più di 40 anni, quindi necessitano di un certo tipo di intervento. Ecco, quindi ci stiamo muovendo in più parti e stiamo anche lavorando chiaramente per migliorare quella che è la situazione attuale anche in termini economici. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.